Sì, un video che è stato prodotto nell'ambito del progetto Salim Basarda, che è stato finanziato dalla Regione Sardegna, mette, diciamo, in evidenza le nostre tradizioni, le nostre feste tradizionali, quelle che sono degli eventi principali come possono essere la Sartiglia, Sagarelle Nanti, l'Ardia di Sedilo e tante altre che abbiamo diciamo, inserito in questo documentario che dura circa 30 minuti. È mia intenzione della provincia di Oristano portare questo documentario in tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia per far conoscere sono tutti in lingua sarda, in modo tale che tutti i ragazzi tutti i ragazzi inizino a conoscere quantomeno la lingua sarda, perché in molte case ormai il sardo non si parla più e si potrebbe anche ipotizzare che questo video documentario si può anche proiettare nelle biblioteche di tutti i nostri paesi, ma consegneremo anche il materiale all'università della terza età e delle tre età, in modo tale che anche a tutti i sindaci, a tutti i comuni della provincia di Oristano. Rientra questo progetto in uno dei 4 che la provincia ha portato avanti fino ad oggi, facendo conoscere le bellezze ambientali e naturalistiche, la parte archeologica e culturale e la parte enogastronomica, che sono punti di eccellenza del nostro territorio della provincia. E quindi questi documentari, anche questi, verranno donati alle scuole in particolare, in modo tale che tutti conoscano ciò che esprime questa nostra provincia.